Dalla prima squadra ai ragazzini delle giovanili schierati in divisa ai lati dell'uscita del Duomo per salutare il loro presidente. Sul feretro la maglia numero 1. Due città unite, Castelfranco e Montebelluna, per l'addio all'imprenditore Alberto Catania, fondatore dell'azienda Prodeco Pharma e presidente proprio del Calcio Montebelluna, scomparso a 63 anni. In prima fila i sindaci Stefano Marcone ed Alberto Bordin, in apertura della funzione in ricordo della moglie Elena, letto dal fratello. Non riesco a trovare le parole per esprimere quanto sia grande per me la perdita di mio marito. Era tutto il mio mondo, un mondo di amore, sostegno, comprensione e rispetto. Mi ha dato un mare di felicità e spero di aver reso felice anche lui. Ho perso il miglior marito, amico e mentore del mondo. Il mio dolore e il mio amore per te sono infiniti. E poi il ricordo dei figli, Giovanni, Tommaso ed Edoardo. Sarai il nostro faro nei momenti bui e la nostra bussola quando ci gireremo su noi stessi alla ricerca di un nord che non sappiamo riconoscere. Per tutto ciò che è stato e per ciò che sarà. Grazie papà. Lui mi ha dato un grande insegnamento. Non me l'ha impartito, mi ha solo dato l'esempio. Lui aveva questo dono, il dono di prendere tutte le cose che gli capitavano nella vita e di migliorarle. Lui le prendeva, le riceveva e le lasciava migliorare. Il commosso saluto dei colleghi di lavoro. Ci sono uomini che vivono, uomini che muoiono, ma ci sono uomini che restano per sempre nel cuore. Sono rari questi uomini, come raro eri tu, caro Alberto. Sei e sarai sempre il nostro capitano. Doti umane e professionali ricordate anche nell'omelia. Non è stato un imprenditore qualsiasi, perché ha saputo e voluto coniugare all'aspetto prettamente commerciale anche una sensibilità umana e sociale dentro e fuori l'ambiente lavorativo, direi non comuni. L'uscita, la pioggia, l'ultimo saluto, il grazie per una vita spesa per stimolare gli altri a dare il meglio.